Non ebbi paura quel giorno, risalendo la bianca china di una montagna che oramai mi dava del tu. Alcuni sì, nel mio gruppo. Le gocce di sudore che imperlavano le loro fronti lo palesavano. Salimmo la via difficile, la stessa che scendemmo poco dopo con dei legni legati ai piedi, zigzagando sul ciglio dell'abisso di rocce e vuoto, saltando sulle lamine, riempiendo il nostro essere. Sci alpinismo lo chiamano. Non c'è timore quando le mani guantate stringono gli attrezzi e le ginocchia cozzano con l'elemento più freddo di questa terra. Il ghiaccio è liscio, cristallino, parrebbe senza vita, ma gli occhi e l'anima seguono le infinite varietà della sua essenza, che fluida non è più, ma lo sarà nuovamente nel giro di poche settimane. L'arrampicata dell'effimero, la scalata del ghiaccio. Mi perdo spesso nei boschi, non per superficialità ma per scelta. Camminare guidati dalla bussola delle emozioni è mestiere per pochi, per chi se ne infischia dei luoghi comuni che vogliono gli alpinisti tutti d'un pezzo, corpulenti o maccioni alla rincorsa del tempo, delle difficoltà e degli sponsor. Immergersi nella potenza della natura, senza distrazioni, è diventato difficile. Ovunque sentieri e ferrate segnano le terre alte, catapultandoci dalle comodità della vita moderna centinaia di avventori cresciuti con la logica dello shopping e del marketing. In montagna non si compra nulla. In quota i saldi di stagione sono continui, se sai aprire il cuore ed ascoltare quello che gli elementi hanno da dirti. Preferisco il verbo camminare al termine straniero imposto, trekking. Domenica, sull'ultima sosta di una via d'arrampicata démodé, appeso ad un chiodo, ho pensato alla vita. Fra il vuoto allo stomaco e quello sotto i piedi, la roccia si è poi lasciata salire, docile e calda, in un abbraccio di panorama e sole che ho imparato a chiamare casa. Il rientro è sempre in discesa. Quando il piede volge verso valle si suole pensare che il più sia fatto, che le difficoltà attenderanno fino al prossimo weekend e alla relativa uscita sui monti. In 20 anni di montagna ho costruito una residenza alternativa, intrecciando strati di neve, cascate gelide, verdi tappeti d'abeti e grigie guglie di pietra. Non è riportata di certo sulla carta d'identità, ma scritta con lettere indelebili sul fondo del mio essere. 20 anni intensi di montagne e panorami, i primi passi mossi in famiglia, passi che sono poi cresciuti così come la passione verso tutto quello che è montagna. A 15 anni comincio ad arrampicare, pochi soldi nel portafogli e le attrezzature usate ne sono la conseguenza. Agghindato così alla vecchia, parevo più uno degli attempati scoiattoli di Cortina che un quindicenne delle nuove generazioni. Montagna sempre, montagna ovunque, soprattutto nei miei pensieri. A scuola la mente vagava libera, uscendo dalle aule per salire rocce e boschi. 18enne comincio a praticare lo sci alpinismo, aiutato da un caro amico che è andato avanti. Il cerchio quindi si chiude. La montagna da gioco d'infanzia e primo amore è diventata la mia vita. Il raggio d'azione comincia ad ingrandirsi ed assieme agli amici saliamo, oltre che alle cime del Friuli, vette nelle vicine Austria, Slovenia, Svizzera e Francia.
Si arrampica e si scia un po' ovunque, nel limite del possibile. Anni di vagabondaggio, periodi che mi portano ad entrare nel 2005 all'interno del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, un sogno che si realizza. Nel 2011 guadagno la qualifica di tecnico di soccorso alpino. Una soddisfazione enorme poter dare aiuto sul terreno a me più congeniale. Diventerò successivamente anche soccorritore brevettato sulle piste da sci. Nel 2011 arriva mio figlio ed è a pochi giorni dalla sua nascita che dismetto il mio storico e cartaceo diario alpinistico per fondare il blog Ai piedi delle Carniche, mezzo multimediale che continua a regalarmi soddisfazioni oltre ogni previsione. Inutile dirlo, le montagne di casa sono quelle a cui sono più affezionato, quelle che custodiscono emozioni e pensieri profondi, quelle a cui ho pensato di dedicare una guida, anzi no, una guida romanzata, perché le guide normali intasano gli scaffali delle librerie, ma Incarnia per terre alte sarà la prima ed unica guida romanzata delle Alpi Carniche. Un'opera che custodisce in 4 distinte sezioni i racconti di attimi vissuti sulle verticalità delle pareti carniche, camminando per boschi, disegnando serpentine con gli sci o appeso al cavo di qualche ferrata negli angoli di montagna carnica che m'hanno regalato le emozioni più grandi. Incarnia per terre alte è il mio progetto editoriale. Sarà anche merito vostro, se da progetto diventerà realtà. Omarut.